sta brava sa persone, chi va che incantare. Cari amici, vorrei cogliere l'occasione per fare un ringraziamento speciale a tutta la comunità di Desulo che nella registrazione della puntata di Sardegna Canta, che andrà in onda i primi di settembre, mi ha riservato un'accoglienza straordinaria. Conoscendo l'affetto dei desulesi nei miei confronti, ho scelto proprio quel posto, quel sito per presentare 2 anteprime del mio nuovo CD in lavorazione. 2 anteprime sono 2 demo, 2 brani ancora non definiti totalmente, ma c'è già l'aria della novità. Una novità ricercata nel passato da una parte e nel futuro dall'altra. Il brano che infatti ascoltate in lontananza è una rivisitazione di un canto molto conosciuto nell'ambiente tradizionale, Zumuttu e Sospuzzones di Antonio Nuvoli, rivisitato già in precedenza dalla voce straordinaria di Franco De Nanni, che ne ha creato quella versione allegra e ritmica che già ha incantato per anni le piazze di Sardegna. Ispirandomi proprio alla sua versione, ne ho fatta una ancora più moderna, interpretata musicalmente da tutti i miei musicisti, che come al solito hanno voluto dare un grosso contributo. Un ringraziamento speciale va anche a 2 musicisti che sono intervenuti in via del tutto straordinaria, Peppino Bande alla fisarmonica e Pasqualino Puligheggio alla chitarra sarda. Ripeto, è una demo, ma già dà l'idea di quello che sarà la versione definitiva de Zumuttu de Sospuzzones. Vi lascio ancora qualche secondo d'ascolto prima di passare al prossimo brano novità presentato a Desulo a Sardegna Canta. Su e nuio mia mia mi si rallegrata su caro e su bicchi russi pagherei un nuio che tu te vai saligherio a corso un parasu un annetto di che io leo a corso mia e sali pagherei un nuio che tu bicaccia e bicacci non sa anche la perfetta rosa e sue. S'amore tomo fini con sa morte che abbraccia tutta si chita sia s'amore a ti in petras del Taj Mahal pedras candida sunche isonie in eterno anamentare a te. Taj Mahal è la seconda novità proposta a Desulo, già in precedenza presentata con i Cantidos, la formazione di Gadoni che anche in questo caso mi accompagnerà con le loro voci, in una versione strumentale differente. Taj Mahal è un brano che si ispira a una storia d'amore straordinaria che a suo tempo ispirò la costruzione di uno dei monumenti più belli al mondo, divenuto addirittura una delle 7 meraviglie del mondo moderno, il Taj Mahal in India. Le sonorità che ha inserito il professor Orru fondono la tradizione sarda a quella indiana. Taj Mahal farà parte, insieme a Zumuttu e Sospuzzones e un altro paio di cosettine, farà parte del repertorio dei prossimi concerti del Tour 2014, augurandomi sempre che il tutto possa incontrare il vostro gusto e la vostra approvazione. Intanto con Taj Mahal e Zumuttu e Sospuzzones, buon ascolto, buona musica a tutti.